trovato le sue cose. Cos'è questo? Un giubbotto del papà. Oddio. È Marta, una delle due figlie di Angelina Favaro, l'anziana 84enne morta nel rogo del suo appartamento ieri sera, soffocata dal fumo che in pochi minuti ne aveva invaso i locali, a cercare di raccogliere gli ultimi affetti della mamma, ricordi di una vita bruciati che giacciono a terra intrisi dell'odore acre di ciò che ne rimane. Angelina ha cercato di chiudersi in bagno per sfuggire alle fiamme e lì è rimasta intrappolata. Negli ultimi istanti ha chiamato una figlia, la sorella di Marta, cercando la salvezza. I vicini hanno provato a salvarla, racconta Marta. I signori che erano qua prima mi hanno detto sì che hanno cercato di buttare giù la porta, di fare qualcosa, perché insomma si vedevano le fiamme uscire dalla porta, quindi quello che hanno potuto fare hanno fatto, però una vita proprio. Quando i pompieri sono riusciti ad entrare, dopo aver aperto un varco nella porta, hanno trovato l'anziana donna ancora viva, morirà poco dopo il trasporto in ospedale. L'appartamento, completamente distrutto, è ora sotto sequestro. Questa mattina mancavano ancora gas ed elettricità. Diversi vicini, sfollati da ieri, che hanno cercato di tornare nelle loro abitazioni tra dolore e paura. Qui c'era l'acqua, che ero con l'acqua dappertutto, questo il fumo che non si poteva respirare. Una cosa terribile. E poi i vigili del fuoco sono meravigliosi, perché io ho le protesi ai ginocchi e fare 4 piani. E allora un vigile mi teneva per dietro, un altro mi teneva per davanti e mi hanno portata giù. Cosa si ricorda di ieri sera, signora? Ah, spavento. Mi sono spaventata perché ho sentito tanto battere, probabilmente stavano sfondando la porta, ma io non avevo capito subito. Lei stanotte torna qui a dormire? No, forse no, vado di ritorno da mia figlia perché ho paura che succeda di nuovo. Angelina era amata e ben voluta da tutti. 2 mesi fa aveva perso il marito. La vicina della porta accanto non era in casa quando è accaduto. Chiude la porta, non vuole parlare con noi, riesce solo a sussurrare. Se ci fossi stata, forse avrei potuto salvarla. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.